Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del notiziario di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca. A Saronno, fuoco nella notte, arrestato un piromane. Erano le 4 quando le fiamme sono state appiccate ai rifiuti lasciati fuori dalle case del centro per la raccolta differenziata della carta prevista di prima mattina. È stato un cinquantenne disoccupato e senza fissa dimora ad appiccare ben 6 incendi in pochi minuti per poi cercare di fuggire. Ma la sua fuga è durata poco. Infatti è stato rintracciato subito dai carabinieri che erano accorsi sul posto con i vigili del fuoco, grazie all'allarme lanciato da alcuni cittadini. Guardando dalla finestra sulla stretta via Garibaldi, si era infatti creata una sorta di effetto canyon, con una nube di fumo e le fiamme che avvolgevano sacchetti, carte e cartoni, da quelli che si trovano all'incrocio con via Caduti, vicino al municipio, fino a via Taverna e piazza Libertà, Corso Italia e via Genova. Appunto 6 incendi dolosi, appiccati con un semplice accendino. Il piromane è stato arrestato e condotto nel carcere di Busto Arsizio. A carico suo, un uomo originario del Piemonte, anche un episodio del giorno prima, quando aveva danneggiato e cercato di incendiare i distributori automatici di alimenti e bevande della centralissima piazza Libertà a Saronno. È stato denunciato anche per rapina impropria. Mercoledì aveva aggredito a calci e pugni alcune persone che cercavano di impedirgli di allontanarsi da una pasticceria del centro senza pagare i prodotti acquistati. Ancora un caso di cronaca. A Gallarate, ennesima serata movimentata al pronto soccorso. Un uomo di 48 anni si è presentato in sala d'attesa l'altro giorno intorno alle 19:30 con l'unico scopo di insultare e aggredire una persona che aspettava di essere visitata. Allontanato da un infermiere, si è poi ripresentato all'ingresso dell'ospedale in stato di evidente ubriachezza e ha tentato nuovamente di scagliarsi contro la vittima del primo tentativo di aggressione. Denunciato e allontanato dai carabinieri, è tornato nuovamente al pronto soccorso, questa volta trasportato da un'ambulanza, intorno alle 23:10. È stato necessario però evacuare la sala d'attesa a causa del suo comportamento. È stato quindi denunciato una seconda volta per interruzione di pubblico servizio. Il punto sulla diffusione del Covid-19 in Lombardia. Ancora numeri confortanti dal bollettino quotidiano della regione. Con 53.645 tamponi processati, i nuovi contagi sono stati 2.214, per un indice di positività al 4,1%. Ieri era al 4,4%. Uno dei migliori di questa ondata di pandemia. Costanti i decessi, 41, ancora in calo i pazienti ricoverati negli ospedali lombardi, -7 nelle terapie intensive, che sono 550, e 102 negli altri reparti, 3.495 il totale. Sono 1.762 i pazienti guariti. Per quanto riguarda le 12 province lombarde, poi, dati simili a quelli di 24 ore fa, con lieve tendenza al ribasso. Milano è prima con 710 contagi, Varese è seconda a 232, mentre ieri era 323, Monza terza con 213. Rimaniamo a Gallarate, dove l'opera tanto attesa è finalmente in fase di arrivo. Il polo culturale è quasi pronto e si chiama IC. Vediamo il servizio. La cultura di Gallarate è qui, in via De Magri, dove è nato IC, acronimo che richiama l'avverbio di luogo latino e significa Hub Istituti Culturali. È addirittura d'arrivo il polo che riunisce Museo Maga e Biblioteca Maino. L'inaugurazione è prevista a fine maggio con il vernissage della mostra sugli impressionisti. Ieri la presentazione. Il sindaco Andrea Cassani ne spiega il senso. L'IC, l'Hub degli Istituti Culturali Gallaratesi, è un luogo nuovo che abbiamo creato per i giovani che già frequentavano il museo, ma abbiamo capito che volevano di più. Abbiamo messo qui all'interno della biblioteca degli spazi per studiare. Siamo certi che questa proposta coraggiosa che abbiamo fatto incontrerà il favore di Gallarate e non solo dei cittadini gallaratesi, perché già il Maga veniva frequentato anche da ragazzi che arrivavano dagli altri comuni. Sicuramente questo spazio ancora più attrattivo sarà qualcosa di importante. Il cantiere, avviato il 6 ottobre, è giunto alla fase finale. Ma il processo che ha portato alla trasformazione del museo in epicentro culturale è partito nel 2019. Fondamentale per arrivare all'IC è stato il lavoro di squadra tra amministrazione comunale, Maga e biblioteca. Per ora è tutto, un augurio di serena serata e di un buon 1° maggio domani, arrivederci all'edizione delle 19 di domenica del notiziario di Prealpina.it.